Ci ha raggiunto quindi in studio Igor Visentin, coordinatore vicario del PDL della provincia di Venezia, nonché insomma noi lo conosciamo soprattutto per il suo ruolo di ex sindaco di Pramaggiore, appunto, che ha svolto per 2 mandati. Allora, per quale motivo c'è questa posizione, diciamo almeno a livello di vertici del PDL provinciale, a favore della città metropolitana, mentre invece poi, diciamo, nella base ci sono molte perplessità? Il suo punto di vista qual è? Ma partiamo dal presupposto che la legge sulla città metropolitana non è l'articolo 18 della spending review non è fatto bene, anche se è scritto da professori, ma non è fatto bene. Non dà chiarezza su molti aspetti di natura tecnica. Ad esempio, la cosa più banale è: siamo nella città metropolitana dal momento in cui la legge ha convertito il decreto della spending review, è stato previsto l'assemblea dei sindaci che devono dar vita allo statuto e non c'è scritto chi per esempio debba convocare questa assemblea. Ma al di là di questi tecnicismi il principio è molto semplice: siamo di fatto nella città metropolitana, ciò che può permettere un'occasione in più a questa città metropolitana di essere più efficace rispetto a quelle province che resteranno è lo statuto. Lo statuto che, se effettivamente prevederà il sindaco metropolitano o eletto dal popolo o quantomeno eletto in maniera indiretta dai consigli comunali e non imposto come il sindaco di Venezia, se questo statuto prevederà la possibilità di maggiori funzioni anche attraverso forme associative ai comuni con relative risorse, se questo statuto prevederà poi, in particolare per quel che ci riguarda, ma più in generale per il Veneto, per la provincia di Venezia, la specialità delle aree, penso al Veneto orientale, per la sua agricoltura, per il suo turismo, per la sua peculiarità che ha portato poi a dar vita alla legge 16 del 93 alla Regione Veneto, quindi con una particolare attenzione per quest'area, allora la città metropolitana diventerà un'occasione amministrativa per dare forza ai comuni nel contesto della città metropolitana. Se così non è, evidentemente sarà l'ennesimo fallimento amministrativo, con il rischio reale, che poi è quello che i nostri cittadini temono, cioè quello di essere in qualche modo pedissequi alla città di Venezia. Ecco, in una battuta soltanto, lei sarebbe favorevole a dei referendum che in particolare per i comuni appunto del Veneto orientale, ad esempio confinanti con il Friuli, consentissero anche la possibilità di un passaggio di regione? Allora, io credo che da questo punto di vista i referendum li abbiamo fatti, soprattutto nei comuni a nord. Se i cittadini li vogliono, li dobbiamo riproporre. Però ai cittadini dobbiamo anche dire una cosa: che questo governo, pur non modificando formalmente le regioni a statuto speciale, con l'articolo 17 della spending review, laddove ha previsto forti aumenti a carico delle regioni a statuto speciale di quei contributi che non resteranno più nelle regioni a statuto speciale ma andranno a favore del governo centrale, perché ormai il principio è quello che tutti dobbiamo partecipare alla finanza pubblica, è evidente che quelle che erano le regioni a statuto speciale di una volta, ricche, con i contributi dei cittadini, le tasse dei cittadini che rimanevano, non saranno più tali. E allora è chiaro ed evidente che se lo facciamo per ragioni storiche, per ragioni culturali, per ragioni di provenienza è un aspetto, ma se lo facciamo per ragioni economiche forse questo miraggio è finito. Bene, io ringrazio Igor Visentin, appunto ricordo coordinatore vicario del PDL di Venezia, ed ora